Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Oggi un unboxing veloce, comunque di un gioco che ci tenevo a far vedere in un'edizione deluxe o deluxe. Adesso sempre voi la scelta perché lo sapete, sulle pronunce siete voi che comandate e dominate la scena. Ho scelto questo come diciamo scenario per l'unboxing, che non c'entra un cazzo in realtà con il gioco, perché qua abbiamo la Marvel, però va bene, sapete che il Kuma è un po', come si dice, alternativo, ecco. La- L'unboxing è di PlayStation 5 Deluxe o Deluxe Edition Tomb Raider 1, 2, 3, 1, 2, 3 Remastered. Questa edizione particolare, io ho già preso quella su Steam, però la volevo anche scatolata e sinceramente non potevo non prenderla, ecco. Diciamo che la zoomata qua anche ci dimostra che tutto è possibile, tutto è meraviglioso. E ok, andiamo con un unboxing abbastanza veloce. C'è da dire ragazzi che è tornato un caldo devastante. Non so che riuscite ad andare a vedere la partita del Venezia con l'Atalanta per l'influenza. Purtroppo, eccoci qua. Adesso raga a novembre ci saranno tantissime unboxate e lasciamo perdere di collector, robe mostruose. Adesso qua non vorrei rompere. Vediamo un attimo, sono già paura. Il come è famoso per far cazzate. È già pericolosa la cosa, mi fa già un po' paura. Aiuto, ecco, pianino, ecco. Già un po' rovinato, ovviamente, che sono un deficiente. Purtroppo è la mia vita questa. Allora, qua abbiamo. Questa cos'è? Una cosa un po' erotica. Scusate, eccoci qua. Allora, abbiamo la soundtrack ufficiale con un'immagine molto erotica, se proprio lo dobbiamo dire. Poi qua abbiamo la soundtrack e non vedo l'ora di ascoltarla, questo sinceramente. Sono proprio curioso. Eccola. Poi abbiamo il gioco, eccolo qua, in tutto il suo splendore. Qua abbiamo, bella questa, la Steelbook. No, vabbè, iconicità a livelli sensazionali. Noi sempre zoomiamo dove conta. Eccoci qua. Bellissima, proprio. Sempre, devo dire, forme generose. E qua abbiamo l'Exploration. Aspetta. Exploration Map Book. Proprio in inglese di padrelingua. Che bello. Tutto molto erotico, sinceramente. Ci sta tantissimo. Questa è una chicca che non potevo non prendere. Ma allora, aspetta. Ma cioè, doveva essere Venezia sul 2, scusami. Aspetta, andiamo a vedere le cose che contano. Succedono cagate sicuramente. Chiedo venia. Allora, ok. Eccolo qua, Venice. Venice, grande muraglia. Eccoci qua. Questa è la mitologica Venezia. Potevano far vedere un'immagine un po' più figa, per carità, vediamo il culetto della, di Lara e ci sta, però eccola qua, la nostra Venice, scusate per il politicamente corretto, chiedo venia, non dobbiamo guardare i sederi. Molto bella, sì sì, ci sta, ci sta. Vediamo qualcosa ne vada, vabbè, questo è il Tomb Raider 3. E ok, scusate sto registrando in una posizione un po' così, ma sapete che gli unboxing comendiani fanno un po' ridere. Ok. Bene, bene. Cioè, devo dire che la cosa che mi ispira di più, lo dico proprio senza vergogna, è la soundtrack ufficiale. Perché sono curioso, vediamo qua. Vediamo come è fatto il CD. È un CD, cazzo, rotondo anche. Questo non me l'aspettavo. Vediamo. Cioè, capite che questo già vale il prezzo del biglietto, secondo me. È una chicca che volevo, adesso bisogna capire che musiche ci sono, ma credo che insomma, le principali, insomma, spero di sentirle, quelle che insomma ci hanno accompagnato nell'età, come si dice, da piccoli, ecco, da piccolini. E niente, raga. Questo appunto è il gioco. Ma non so se lo continuerò su Steam, lo giocherò sulla Play, sicuramente mi ispira di più appunto a giocarlo dalla PlayStation perché, tra virgolette,
ho giocato sulla Play 1, ho rigiocato sulla Play 5, ci può stare. Questa mi piace tantissimo, è veramente una figata di un'atrocità quasi disarmante. Ok, boh. E niente, raga, allora, mini unboxing fatto, ci tengo adesso a spendere due parole per... Sì, ecco, appunto, per dire che purtroppo ho registrato poco questo periodo perché è una settimana che ho davanti a questa influenza, due palle atroci. Però adesso ho delle idee, soprattutto con novembre, che ci sono degli unboxing pesanti di cose fighe, cioè con pezzi da collezione importanti. E non vedo l'ora insomma di mostrare tutto. Io vorrei portare sempre di più, come ho fatto con PES, FIFA, quindi far vedere il gioco da un punto di vista non in prima persona, cioè registrato proprio dal PC, ma appunto con la cam che appunto riprende il monitor con il gioco. Ho tanti giochi da far vedere, cioè, c'è il gioco che ha cambiato il Kuma, poi altre serie di Batman. Ho mille cose in testa, il tempo purtroppo è poco. Aver avuto tutto questo ben di Dio 10 anni fa, ho un po' più di tempo col lavoro, ma è chiaro che se non lavori non puoi dopo comprarti le cose e alimentare le passioni. Quindi ecco, questo è quanto. Intanto qua metto via qua stando attento, perché intanto adesso tanto mi voglio, perché tutte i vari CD che ho, le collezioni, dopo le riporto sul PC per averle anche in formato digitale. E ci sta, secondo me. E niente ragazzi, quindi preparatevi a novembre pesante, ma non per tanto per la Games Week, ma per quello che mi deve arrivare. Dico solo una cosa, PlayStation, simulatori e il simulatore, quindi avete capito che ci sarà è il mese, novembre, ok? E poi spero a dicembre di portarmi a casa la 480 Super, così da poter godere a pieno del simulatore, ma questa è un'altra storia ragazzi. Altre cose da dire non le ho, se non che il Milan va male, che il Venezia va peggio, che non ho fatto tutto quanto, mi era impossibile. E niente, raga. Ecco, come giochi devo riportare GP4 assolutamente, che lo riprendo. Ehm, il gioco è quello delle Card Simulator. E quelli sono poi giochi, dopo diciamo giochi moderni, sapete che faccio un po' fatica, ho provato anche FIFA, però vedo che FC là, però vedo che comunque cioè anch'io sono più ispirato con i giochi retro, ormai il moderno lo gioco perché gioco a tanti giochi, cioè Silent Hill che è uscito, come si chiama, Alan Wake, c'è tanta robina che è uscita di un certo livello, però per il canale voglio il retro, voglio tutta quella parte là, mi dà una sensazione di godimento maggiore, ecco. Quando ho rovinato per la scatola un po' paura, dai, che no, dai. La scatola è abbastanza intera. Tomb Raider, madonna, la scatola così dorata, io sono un... Per me il gold è meraviglioso. Però c'è una cosa che volevo farvi vedere, che però non mi ricordo. Sinceramente, vabbè, in caso ve la faccio vedere su un video degli aggiornamenti degli acquisti comediani, perché sono talmente tanta roba che faccio fatica un po' a ricordarmi, sinceramente. E niente, raga, che altro dire? Vi ringrazio per questo mini unboxing un po' così alla cazzo. Tomb Raider, ripeto, io mi ricordo, ecco, questa la devo raccontare. Ogni giorno con un mio amico, tra PlayStation Magazine, trucchi a scuola, robe così, Lara nuda. Cioè, io praticamente in Tomb Raider giocavo 2 minuti ai livelli a trovare i segreti, tutto così, e nel resto 90% a trovare i trucchi per vedere Lara nuda. Mi ricordo che ce n'era uno era proprio quello, aveva un po' proprio fatto con carta e penna da amici più grandi. No, no, questo è il trucco, con questo Lara si spoglia, è nuda. Mettiamo L1, L2, R2, destra, salto, sinistro, capriola, e alla fine fa no. No, e allora era il panico, ma perché? Niente, era impossibile. Volevo raccontare questo aneddoto e poi mi ricordo anche che alla fine dell'1, quando si sta per fare la doccia, che Lara fa, sei ancora qui e ti spara. Anche là un po' ci ho creduto, però niente. Lara nuda è sempre stato il sogno proibito di noi maschietti, ma non siamo mai riusciti a realizzarlo. Però volevo raccontare questo piccolo aneddoto, che poi c'era anche il trucco, quello che praticamente sempre destra e sinistra, le due, le uno, e scoppia e tipo esplodeva da sola. E anche il livello del dino del tirannosauro, mi ricordo l'angoscia che avevamo quando giocavamo da piccoli al buio. I sabati pomeriggio era qualcosa di fantastico. Celeste nostalgia, si piange, ma si gode anche.
Raga, un saluto dal commendatore veneziano, vi ho rotto le balle anche troppo. Ciao!